Buonasera dal Palaporada di Seregno, è la settima giornata della Serie A2, di fronte il Seregno e il Valdagno, la seconda formazione del Y Sport Valdagno. Andiamo a vedere subito le formazioni delle due squadre, gli ospiti del Valdagno allenati da Dario Rigo, in porta ci sarà Giulio Checchetto, il suo vice Simone Zordan, poi con il 2 Giacomo Baucrisciotti, con il 3 Francesco Crocco, con il 6 Ale Busato, con il 7 Mattia Cocco, con l'8 Davide Piroli, con il 9 Nicolò Vallortigara, con l'11 Pietro Crosara e con il 12 il vice capitano Alessandro Del Fosco, mentre è letteralmente volato per terra al momento dei saluti il secondo portiere Simone Zordan. L'allenatore, ve l'ho detto, è Darione Rigo, il capitano dell'Italia campione del mondo a Wuppertal 97, resta indimenticabile, uno dei più forti giocatori della storia hockeyistica italiana, sul quale sicuramente dopo approfondirò l'argomento. Dall'altra parte il Seregno di Luca Giaroni, in porta ci sarà Filippo Dimone e il suo vice Leonardo Reggio, poi con il 44 Mati Cirino, con l'8 Andrea Duroni, con il 3 Mauro Fiazza, con il 2 Enea Pasquale, con il 7 Ricky Tessarolo, con il 17 il capitano Luca Tremolada, con il 33 Marco Tremolada e con il 30 il 2009 classe giovane, l'ultimo gioiello della cantera seregnese, ovvero Luca Vaghi. L'arbitro è Edoardo Pigato, giovane fischietto di Breganze, che ho visto all'opera in alcune finali giovanili, molto bravo, e ora lo vedremo impegnato in questa sera. Seregno che arriva a questo appuntamento con 8 punti, quarto posto in graduatoria, anzi ora è stato scavalcato da Valdagno Altissimo che ha 9, in realtà è sesto questo il posto, perché lo Scandiano ha vinto 8-6 nell'anticipo delle 18 contro il Trissimo. Dopo andremo anche a vedere i risultati di questa serata di Serie A2. Il Seregno viene da due pareggi interni 1-1 e poi due vittorie 1-1 con Scandiano e Modena, e poi due vittorie clamorose esterne e molto molto positive sotto ogni profilo, gioco, intensità, amalgama, gruppo, tutto quello che volete, quelle di Tiene e di Bassano in casa del Roller, 3-2 ottenuti da Underdog. Vediamo i quintetti. Subito partenza e tiro per il numero 3 Francesco Crocco, dicevo, in porta c'è Checchetto, il classe 2004, abbiamo visto già anche all'opera con la Serie 1 come vice in passato, con il 3 vi dicevo di Francesco Crocco, con il 7 Mattia Cocco, con il 12 con l'11 scusate Crosara, e poi con il 12 Re Fosco. Questo è il quartetto, sì, davanti a Giulio Checchetto. Dall'altra parte Pippo Dimone con ormai lo starting 5, Pasquale e Cirino, Fiazza e Ricky Tessarolo. È andato il primo minuto di gara, la conclusione, avete visto, di Crocco. Attenzione, da lontano fa molto uso del tiro da fuori, come ovviamente nelle corde di un coach come Dario Rigo, in uno sport dove comunque si segna pochissimo da fuori. E ora non lo vediamo perché è in panchina, ma a breve sarà probabilmente il primo a entrare. C'è anche Davide Piroli, classe 90, lui è stato il metronomo del Valdagno di queste ultime stagioni, una grandissima esperienza in Serie A1, ha interrotto la sua esperienza professionale con la prima squadra valdagnese, e anche poi si vociferava magari un possibile passaggio, è stato cercato da altre squadre venete di Serie A1, invece Piroli ha preferito restare a fare da chioccia a questo gruppo. Ora intanto la conclusione di Fiazza, e poi parte, corre e tira Re Fosco con il rovescio, e dunque il
Davide Piroli lo vedremo sicuramente impegnato più avanti, avere un giocatore ovviamente fuori categoria per la Serie A2, l'esperienza, la classe di Piroli, e avere in una formazione così giovane, farcita di 2004, 2005, 2006, avere un atleta con quella importanza, con quella capacità di gestione della pista è sicuramente un vantaggio. Ora il Valdagno che manovra, prova a partire da lontano Mattia Cocco, fuori per Refosco, e adesso Crosara lavora dietro porta. Cocco in uscita e ora riceve, c'è il taglio laterale, poi lo scarico con questa gran pallina che esce dalla stecca di Alessandro Refosco. Stop e tiro, la tocca Pippo Di Mone, palla che esce non di molto. Valdagno che scende, corre e tira, gioca in velocità la formazione di Dario Rigo, ma d'altronde è molto ben allenata. E poi Fiazza prova i riflessi e dice pronto Giulio Checchetto, che va a rispondere alla gran conclusione dell'Odigiano. Qua al volo, ancora là il tiro di Pietro Crosara. Bravissimo Crosara ad andare a tirare battuto al volo. Occhio intanto Fiazza, la palla resta lì, Tessarolo non arriva, e occhio perché parte il Valdagno, due partono, anzi si fermano perché resta solo Francesco Crocco. Francesco Crocco classe 2007, tra l'altro domani sarà il compleanno di Francesco Crocco, un compleanno importante perché è il 18esimo, l'ultima serata da minorenne per Francesco Crocco. Attenzione, la deviazione, la palla che salta lì, Valdagno vicinissimo al gol, Pippo Di Mone con i riflessi nell'andare a respingere, a togliere la pallina un paio di volte che gli era rimasta addosso al corpo. Occhio Chirino, Fiazza, Seregno avanti, ruba la pallina Mati Cirino, l'assist è per Mauro Fiazza che guarda Checchetto e infila l'angolino. Seregno avanti sostanzialmente alla prima vera occasione, se si toglie il tiro da lontano dello stesso Fiazza. È bravissimo nel testa a testa ad andare a alzare gli occhi, dare uno sguardo a un portiere fisicamente anche imponente come Giulio Checchetto e a mettere una pallina rasoterra. Qui bravo a infilarci dal blocco portato male da parte di Refosco, che ha lasciato sfuggire Cirino. Occhio, attenzione alla battuta, va di là già il Valdagno. Bravissimo Crosara, ora Fiazza dall'altra parte, tenta un numero, bravo, ci vuole fantasia con la giocata, una piccadigna da parte di Fiazza. Ora Cirino che si sta scaldando, prima palla toccata, in sostanza l'accelerazione, qua Ricky Tessarolo, chiude Refosco, Tessarolo poi va all'angolo, poi Veronica, bravo Tessarolo, Refosco si fa aiutare dal numero 11 Crosara e Valdagno che esce, linea di passaggio per Refosco, resta lì Crocco con la pallina sulla stecca e poi palla in tribuna. La pressione di Fiazza e la marcatura alta del Seregno, uomo contro uomo, costringe il numero 3 valdagnese, che comunque è dotato di ottima velocità, di ottima tecnica individuale. Francesco Crocco invece si rifugia con pallina in tribuna e possesso offensivo del Seregno, che dunque mantiene la pressione nella zona di metà pista. Adesso Pasquale da lontano, la deviazione, bravo Checchetto qua andare con il guanto. Adesso è aggressivo il Seregno, Valdagno che però ci ha fatto vedere che è la squadra che ama correre negli spazi. Occasione colossale per Pietro Crosara e bravo Di Mone, Fiazza dentro, Cirino al volo, palla alta e dunque Mati Cirino con la pallina sulla stecca, aveva Crocco addosso, quindi non è riuscito a colpire pulito Mati Cirino, la deviazione volante. Ottima la marcatura di Francesco Crocco su Mati Cirino, che gli ha impedito di andare a colpire. Ora attenzione il Valdagno con Crosara fuori per Refosco e Crocco, gira, porta al blocco Refosco, sale Cocco,
Mattia Cocco, classe 2006, Refosco 2001, uno dei più anziani, e sbaglia Cirino, la palla quasi a porta vuota e va vicinissimo al raddoppio il Seregno. Matti Cirino, e Checchetto deve metterci una pezza. 5 minuti e 55 secondi di puro divertimento, una partita di due squadre, tra due squadre che pensano solo ed esclusivamente ad attaccare, però questa era un'occasione colossale per la formazione di Luca Giaroni. Ora va con la punta un valdagnese, Doc, come Nea Pasquale. Lui ha iniziato a giocare proprio con il Valdagno, si è trasferito a Trissino, ma insomma il torneo del mago, quello famoso, è il nonno proprio di Nea Pasquale, famiglia di hockeyisti, e lui ha deciso di provare questa avventura in Brianza, lontano dalla propria comfort zone veneta. Pigato va a fiscare punizione, arbitro giovane. C'è bisogno in Italia di arbitri giovani e di nuova linfa, non solo di giocatori ma anche di fischietti che mantengano alto il livello della scuola italiana, che comunque resta sicuramente una tra le migliori al mondo. Che se ne dica di Eccelsi, di Da Prato, insomma, o di fronte pochi se ne trovano. Qua una conclusione, Tessarolo, palla deviata, c'è il tocco e quindi può ripartire il Valdagno da lontano, però qui Crosara cerca un po' troppo, la palla resta lì, Tessarolo è un flipper e va di là Refosco con il casco, la palla si alza sopra il casco di Dimone in verticale e poi scende a candela. Il giro della pallina è quello giusto e beffardissimo il gol. Qui però c'era solo da vedere se da dietro la porta l'ha toccata il numero 11 Crosara, se abbiamo un replay, perché se l'ha toccata Crosara è un gol da annullare per palla alta. Se invece Crosara si è limitato a lasciarla cadere, forse anche Fiazza ci mette la stecca. Resta il fatto che in maniera molto beffarda il Valdagno però si trova sull'1-1, ma Valdagno che scende, corre e tira. Ora va Matti Cirino e va a impegnare Checchetto con un tiro di dritto in corsa. Qui occhio perché Refosco viene contrastato da Cirino, poi da Fiazza, poi evita di l'aggancio, bravo Refosco. Fiazza! La palla contro l'incrocio dei pali. Non so se è l'incrocio o la parata da parte di Checchetto. È probabile che abbia preso anche l'incrocio dei pali Fiazza. Sì, incrocio dei pali, Checchetto battuto vicinissimo al vantaggio il Seregno in questa partita in cui registriamo già una mezza dozzina di palle gol chiare e abbondanti. Ora Valdagno, Crocco e Crosara. Crocco cambia lato, si va da Refosco. Refosco per Crosara. Qui finta, e poi scarica ancora per Crosara e Refosco. Fatica a trovare linee di passaggio verticali il Valdagno. Checchetto ha iniziato il suo countdown, ritmato una deviazione di Refosco. La palla non ha colpito né il portiere né la struttura e quindi il possesso è sempre stato valdagnese. Si scadono così 45 e segno che può andare di là. Passaggio intelligente di Cirino per Fiazza che si gioca un 1 contro 2, ma poi vede ritornare l'avversario, deve tornare da Matti Cirino, punta ma non salta, bravissimo Mattia Cocco a rientrare su di lui. Qui però Cirino, attenzione a Crosara, una mano, bravo, bravissimo il passaggio, vicinissimo al gol il Valdagno, un extra pass da parte di Cocco per Crocco e la palla è fuori, vicinissimo il Valdagno all'1-2. Qua Fiazza che recupera,
Francesco Crocco gli si frappone tra la balaustra e il corpo di Fiazza, che commette fallo di squadra, il secondo contro il Seregno. 0 contro il Valdagno. Time out chiamato inevitabilmente da Luca Giaroni. Andiamo a vedere cosa succede sulle altre piste con il Roller Bassano avanti 1-0 sul Pico e tiene Montecchio 0-0. Breganze e Modena si giocherà domani, come sempre il Breganze gioca le proprie gare casalinghe alle 18 della domenica. E lo Scandiano oggi ha vinto 8-6 contro il Trissino, tripletta di Nicolò Busani, doppiette di Herrero e Stefani e gol di Lollo Lorenzo Barbieri. Dall'altra parte per il giovanissimo Trissino, allenato da Denis Boscaro, la doppietta di Luca Di Qui Giovanni, poi i gol di Tognetti, Ceretta, Lazzari e Edoardo Boscaro. In A1 Giovinazzo Forte 2-2, partita molto bella. Giovinazzo inizia alle 20 con i gol di Colamaria e di Xavi Cardoso, Ambrosio e Ipinazar dall'altra parte. Il Follonica perde in casa con il Valdagno, quindi la prima squadra del Valdagno è avanti 1-0 con il gol di Leonardo Di Qui Giovanni, e il Monza è avanti 1-0 sul Sandrigo Francisco Bielsa, che quest'anno è esploso come si poteva immaginare. È entrato intanto Davide Piroli nel Valdagno e quindi vedremo una squadra ancora più strutturata, con sicuramente qualche soluzione e tanta esperienza per Davide Piroli, che ha giocato una quantità industriale di partite in Serie A e infatti esce dal caos. Va a servire Crocco e poi Cocco con Refosco. È uscito Crosara per Piroli, di Tessarolo per Refosco. Ho sentito Giaroni urlare passiamo davanti ai blocchi. Qua bravissimo Francesco Crocco per Piroli, ma Mati Cirino recupera. Attenzione all'argentino, la gran conclusione, bravo Francesco Crocco a mettere il bastone in contrasto. La conclusione del 44 argentino, esce Ricky Tessarolo, entra Marco Tremolada, un po' più di fisicità per il Seregno. Buona la prova di Tessarolo, autore di una delle 3 reti 15 giorni fa, perché il Seregno ha effettuato il turno di riposo e 15 giorni che non torna in pista, e casualmente dal cervellone del computer che ha partorito il calendario. Attenzione intanto a Fiazza! E qui Checchetto. Le squadre che giocano contro il Seregno nel turno precedente effettuano un turno di riposo. Dopo aver fatto 15 giorni di pausa, questo Seregno giocherà stasera, mercoledì a Correggio, trasferta tutto tranne che agevole, e poi sabato prossimo qui con il Pico, che è ultima a 0 punti ed è sotto 1-0 in casa del Roller Bassano. Ora Mati Cirino per Pasquale, cerca Cirino con una palla in mezzo, Marco Tremolada e poi Mati Cirino per Fiazza. Ancora Tremolada, centrale Pasquale, ancora Tremolada, fallo in attacco contro Marco Tremolada, che ha spinto l'avversario. Entra intanto anche Nicolò Vallortigara. Con il numero 9, quindi Piroli, Vallortigara, Refosco e Crocco. Qui Davide Piroli davanti a sé, Fiazza e Vallortigara. Ancora Piroli. Fa possesso Refosco, Piroli Refosco, gioca a 2, finta e gira. È un 3 contro 3, vedete, gioca altissimo Crocco, quindi si gioca in spazi più ampi. Bravissimo qui il numero 9 Vallortigara, andare a ritagliarsi uno spazio per concludere. Valdagno che ha veramente tante soluzioni. Ora
Dimone, Marco Tremolada non se ne avvede, il possesso è ancora del Valdagno, sta palla sulla quale Refosco lotta, poi Dimone interviene e Mauro Fiazza va dall'altra parte. Trascorsi, se n'è andato quasi il primo quarto di partita, sempre 1-1. Il gol iniziale di Fiazza e l'1-1 di Refosco. Qui occhio, crocco, Pasquale lo ferma, parte una 3 contro 2, ma è già rientrato il Valdagno. La misura del passaggio di Pasquale per Tessarolo, per Tremolada è errata, però recupera Marco Tremolada, più giovane dei fratelli Tremolada. Tra un po' vedremo anche Luca che si sta scaldando, il capitano, classe 2001, il più anziano della squadra seregnese, compierà 24 anni. Attenzione a questa palla di Marco Tremolada che finisce sulla panchina del Valdagno. Scusate, Luca Tremolada è un 2000, 9 settembre 2000. È stato colpito un giocatore del Valdagno? Non so se è un giocatore che... La pallina di Marco Tremolada ha colpito, non ho capito se è un giocatore o un dirigente valdagnese. Sulla testa, aia. Ok, torniamo in cronaca. Refosco Piroli. Davide Piroli per numero 6 Alessio Busato, ha fatto anche lui l'ingresso in pista. Attenzione sul secondo palo, ha subito il numero 1007 Busato. Attenzione alla conclusione di Pasquale, però la palla rimbalza lunghissima da Checchetto, il Valdagno può andare di là e Fiazza in sostanza riesce a fermare due avversari. È entrato Busato, ha avuto la peggio qui Vallortigara. Fiazzanato sia per recuperare pallina andando a chiudere sia su Busato che Vallortigara, poi caduto con veemenza Nicolò Vallortigara. Alessio Busato 2007, Vallortigara 2006. Poi c'è in pista Refosco che è un 2001 con Piroli che è il più anziano, classe 90. Una Serie A2 comunque composta per lo più da giovanissimi. Ora Marco Tremolada, posizione impossibile per andare a tirare, e allora va da Cirino. Cioè, sento Piroli che parlano tutti molto, come si dovrebbe fare in una squadra di hockey. Si sente molto più parlare adesso con Piroli in pista, ovviamente. Serve tanto il dialogo mentre si gioca per le posizioni, chiamare i blocchi, i cambi difensivi. Qui Marco Tremolada gli parte dalla pallina un tiro accompagnato che scheggia la parte superiore della traversa. Ha creato dal nulla un pericolo Marco Tremolada, dorsale con il 33. Attenzione Tremolada, la palla resta lì, Cirino! Altra occasione per il Seregno, un momento di stanca un po' dalla partita e dal nulla Tremolada e Cirino hanno cavato due situazioni pericolose. Pasquale alza la testa e poi smista per Marco Tremolada.
Bravo Marco Tremolada a far passare la pallina in mezzo a due avversari, andare proprio davanti a Cirino, blocco granitico di Fiazza, Cirino prova ad andare in percussione, finta e Piroli alle calcagna, difficile da smarcarsi ma trova una linea di passaggio per Marco Tremolada, poi Fiazza centrale, Fiazza trova il buco, chiude molto bene il Valdagno che va già di là, Piroli cerca un compagno, Refosco tira al volo e respinge Dimone, Tremolada per Fiazza, andare a tirare con rovescio di fianco a Alessio Busato, palla larga. Adesso Seregno che ha trovato un paio di occasioni, ma Valdagno che comunque appena ha 1 metro per correre ne approfitta. Ora Crosara. Qua entra girando dietro porta Busato. Poi rovescio sui pattini di Fiazza, palla alta e dunque la direzione del pattino favorisce con la palla alta il Valdagno, ma Marco Tremolada la recupera immediatamente, Tremolada sul quale c'è rientro veemente di Alessio Busato che costringe il seregnese a fermarsi, a ripartire cambiando lato, Pasquale dentro per Fiazza, ora va troppo morbido Fiazza e Davide Piroli favorisce il recupero, poi Cirino su Refosco. 9,5 alla fine, sempre 1-1 qui al Palazzo Maschini. Attenzione a Refosco, molto bravo davanti alla porta, Mati Cirino bravissimo a recuperare poi questa pallina sulla quale con un gancio coraggioso Crosara va a salvare e ripartire davanti a Checchetto. Ed ora 9 alla fine, sempre 1-1 e time out chiamato ancora da Luca Giaroni. Refosco si sente un tira perché sono pronti con l'uomo davanti e adesso esce Pietro Crosara e poi Marco Tremolada che è bravo, pattino stecca sotto gamba e poi con buona tecnica. Il problema poi di Marco è quello proprio di non abusarne di questo gesto. La palla resta sul pattino di Refosco che fa ripartire. Attenzione a questa pallina per Refosco. Dimone di Tremolada fa saltare. Poi c'è una serie di rimpalli e Busato recupera. Poi Crosara, ancora Marco Tremolada. Questa volta il segno può correre. Ma il Valdagno, vedete, è già tutto lì. Finta tiro di Pasquale, così però riesce a aprire ancora la ripartenza valdagnese e trova il gol, l'assist di Piroli. Tremolada non chiude su Refosco, il time out era già lì con la lucina verde e dunque doppietta di Refosco. Valdagno che la ribalta, Valdagno che è pericolosissimo negli spazi, sa correre molto bene senza palla la formazione di Dario Rigo. E qua anche la distrazione difensiva di non chiudere sull'avversario, era un 3 contro 3, l'ha proprio perso Marco Tremolada, prima non l'ha inseguito, poi non ha chiuso, l'errore è doppio da parte del numero 17 seregnese e Refosco ha avuto vita facile, gli basta mollare una frazione di secondo l'intensità difensiva e il proprio uomo ed è eccolo qua, et voilà. La partita si sblocca dopo che le ultime due qui di campionato si erano chiuse proprio 1-1 contro Modena e Scandiano, con un Seregno però molto positivo. Ricordiamo con lo Scandiano quell'incrocio dei pali di Tessarola a 8 secondi dalla fine. E Seregno che poi ha confermato di essere squadra solida. So Giaroni ci sta parlando su. È entrato anche Luca Tremolada, quindi Luca Tremolada, Marco Tremolada con Tessarola e Fiazza, fuori Cirino e Pasquale, quindi quintetto totalmente cambiato da parte del tecnico lodigiano Luca Giaroni alla seconda stagione sulla panchina seregnese. Valdagno invece che è sempre in pista con Checchetto, Piroli, attenzione è entrato anche Crocco e Crosara. Ed è uscito proprio Refosco per Crocco. Marco Tremolada va da Tessarolo.
Ancora il Tessa per Tremolada e Fiazza. Sale a portare a blocco Luca Tremolada, bravissimo nella fase difensiva Alessio Busato. E Luca Tremolada mette giù una pallina in appoggio, non vuole concludere anche per evitare di prendere un contropiede. Attenzione a Marco Tremolada, bravissimo, serve Tessarolo, gancio! Tessarolo e poi Checchetto 2 volte. Ce l'ha avuta subito la pallina per rimettere in parità il Seregno. Occhio Piroli! Qui Pippo Dimone si deve aprire per andare a prendere il piazzato di Piroli con tanto spazio ma poca potenza. Qui bravo Fiazza, sale Tessarolo, esce troppo lenta la pallina in questa azione di Mauro Fiazza che ha rallentato, non ha trovato una prima linea di passaggio, si è quasi fermato. Ora Luca Tremolada, Tessarolo e Fiazza. Adesso Fiazza dal nulla si inventa questo rovescio, bravo a farlo passare dietro il corpo di Crosara e poi alza la testa e va da Piroli. Tessarolo arriva con l'energia. Luca Tremolada è molto più lungo di Busato e buono anche proprio l'utilizzo del corpo di Luca Tremolada, forse uno dei giocatori più fisicati di questa Serie A2 e che ha forse non sempre utilizza, non con continuità, la proprio vigore fisico. Adesso Fiazza per Marco Tremolada, il Valdagno è alto, mancano 18 secondi alla fine dell'azione offensiva. Seregno che deve avere pazienza. Tremolada, una mano, salta un avversario che è Piroli, non il secondo, poi Tessarolo mette la stecca dietro la porta a Checchetto. Dario Rigo chiama il primo dei suoi 2 time out disponibili e dunque si va ancora al minuto di sospensione. 5:44 alla fine di questo primo tempo in cui il Valdagno con 2 reti di Ale Refosco ha recuperato il gol iniziale di Fiazza. Punizione del vertice offensivo del Seregno, 5:43 alla fine. Time out chiesto da Rigo. Ora qui Luca Tremolada, troppa fretta nell'andare a cercare Luca Vaghi. Fuori Marco Tremolata, dentro Luca Vaghi, classe 2009. Prodotto della cantera seregnese. Un diamante ancora grezzo da lavorare Luca Vaghi. Qui va Luca Tremolada, bravissimo, avete visto, col fisico a passare davanti a Busato e a far ripartire i suoi. Ne ha Pasquale. 5 minuti al termine del primo tempo. Ancora Pasquale per Ricky Tessarolo. Tessarolo gira dietro porta, poi troppo forse lezioso nel possesso palla. Adesso attaccato da Crocco e Crosara. Crocco e Crosara riescono a rimediare un'interessante palla a 2. E quindi il possesso è del Valdagno. Piroli, c'è sempre Tessarolo su di lui. Poi finta, se ne va Piroli, mette dentro una gran pallina
palla gol clamorosa per Nicolò Vallortigara e Pippo Dimone compie un'altra grande parata, c'è lo spazio, ma la conclusione di Enea Pasquale si spegna un attimo fuori, poi Luca Tremolada una mano e qui ci stava anche il fallo qua di Crocco, e poi vediamo che Dimone dice qualcosa. Crocco poi va di là, è un 4 contro 3, Tessarolo mette in mezzo una pallina, almeno prova, poi arriva Checchetto, sembrava un... Attenzione Crocco di qui, il palo poi, e la palla che è in mezzo alle gambe di Pippo Dimone, dunque pericolosa l'azione del Valdagno, c'è stato un po' di caos tra un paio di situazioni un po' così sospette, ma secondo me alla fine l'arbitro Pigato non ha lasciato correre. Ora qui arriva male Busato, Crocco, e c'è il taglio di Vallortigara, ancora Vallortigara, che prima ha colpito il palo nell'azione precedente. Ora Piroli per Crocco, fa protezione, bravo col gancio Crocco. Ancora Francesco Crocco. Mancano 2,58 e recupera dalla panchina direttamente Mattia Cocco. Ha fatto in tempo a fare un cambio difensivo e non appena ha messo il piede dentro il cancelletto Mattia Cocco ha colpito la sfera. Pasquale e Tessarolo. Ancora Riccardo Tessarolo, lascia lì la pallina e poi arriva proprio Crocco. Lascia Crocco ancora dietro porta, Cocco e Piroli, in mezzo all'area c'è Busato, si torna ancora da Cocco per Crocco. Davide Piroli, stop, la palla finisce ancora dalla panchina del Valdagno, è stata tartassata da pallinate prima di Marco Tremolada, adesso di Davide Piroli. 2-17, Valdagno avanti 2-1, Seregno che ha avuto un paio di occasioni importanti, ma poi due fiammate, la partita era iniziata con tanti buoni propositi, ma poi diciamo è calata un po' sotto il profilo dell'intensità. Conclusione di Pasquale, la palla colpisce la traversa, la deviazione credo anche di Checchetto ed è il terzo ferro colpito, anche se mai pieni, del Valdagno. Bravo Pasquale in anticipo su Crocco. Ancora Pasquale per Mati Cirino, Cirino che va a concludere. Luca Tremolada per Pasquale, ancora Luca Vaghi. Vaghi dentro il rovescio e arriva il 2-2. Enea Pasquale con un rovescio da lontano, gesto tecnico che non si vede ormai mai su un campo, ma che sia di A2 o di Serie A1 non cambia un rovescio in gol, di rovescio da metà pista. Probabilmente davvero dei tempi di Nicolia che non ne vedevo uno, e ringrazio Enea Pasquale per avermi fatto vedere uno di quei gol che quello che c'è seduto in panchina sulla panchina del Valdagno faceva a Iosa, dritto, rovescio, poco cambiava, la mina di Dario Rigo era qualcosa di, la classe di Dario Rigo, qualcosa di fantastico. Poi in una pausa del secondo tempo sicuramente due parole le spenderò. Qua Mati Cirino per Pasquale, poi scivola Busato. Qui Vaghi va a cacciare la sfera a Mattia Cocco.
Invaghi che è un 2009. Occhio, questa pallina messa in mezzo, 53 secondi alla fine, ed è Cirino per Pasquale. C'è Luca Tremolada che scende, la palla è lì, ha tutto il tempo per concludere e piazzare, forse fin troppo lento nel caricare e trovare lo spazio per andare a battere a rete. Comunque un Seregno vivissimo. È un Valdagno che però sa fare molto bene ogni cosa, ovvero attaccare gli spazi in velocità. Qui Dimone è stato davvero superlativo in un paio di occasioni. Di là bravo anche Giulio Checchetto, ma sappiamo, conosciamo tutte le qualità del portiere valdagnese, almeno le conosci che ha seguito un po' anche le vicende dei settori giovanili. Ora Mati Cirino, 6 secondi, prova ad andare in progressione centrale, c'è lo spazio per l'ultimo tiro, ma non può toccare la sfera. Oddio, la tocca quando forse ha un ginocchio per terra. Francesco Crocco. Il finale del primo tempo non rispecchia quanto di bello visto comunque in 25 minuti vivaci, vibranti, dove il Seregno è andato avanti con fiazza, ha incassato le 2 gol di Re Fosco e ha trovato il 2-2 con il rovescio di Enea Pasquale. Noi ci risentiamo tra 8 minuti circa. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme. Questa sono io. Mi ricordo.
Bentornati al Palazzo Maschini di Seregno, è il secondo tempo di Seregno Valdagno 2-2, il primo, sempre Paolo Virdi a raccontarvela, i gol di Fiazza, poi Refosco 2-1 e 2-2 con una palla che si è, anzi 1-1 e poi 2-1 con una pallina che ha colpito Dimone e si è impennata verticalmente per poi cadendo nella ricaduta beffardamente si è infilata alle spalle di Dimone e infine il 2-2 nell'ultimo minuto del primo tempo firmato da un rovescio da metà pista di Enea Pasquale. In pista ora Checchetto con Crocco, attenzione, intanto recupera subito palla Cocco e poi la conclusione, la grandissima parata di Dimone che va a togliere un gol già fatto a Francesco Crocco, doppio intervento per il Valdagno. Ora Refosco che è il quarto di movimento. Luca Tremolada, Cirino, Pasquale e Fiazza nel Seregno. Pazzesco l'indoppio intervento di Dimone. Qui Luca Tremolada con le maniere forti, l'arbitro Pigato dice che è tutto a posto, Mati Cirino gira dietro porta, Fiazza che poi non riesce a concludere, qua Refosco fa saltare la pallina, Fiazza lo ferma, Pigato è fallo, colpito la stecca di Refosco, Paolo Fiazza è impedito comunque con un fallo di squadra, 0 falli di squadra ancora per il Valdagno, questo vi fa capire 3 contro il Seregno, ma tutti più o meno di questa entità, questo vi fa capire il metro di giudizio dell'arbitro Pigato, che adesso ferma un passaggio di Refosco. Francesco Crocco per Refosco, sale Busato, c'è il movimento di Cocco che riceve e va da Refosco. Di punizione per il Seregno, Fiazza che gira, supera la metà pista e va da Cirino. Blocco di Pasquale che però è in movimento, lo pesca Pigato e si è proprio spostato lateralmente con il corpo Enea Pasquale, che è valdagnese, partita da ex. Attenzione, intanto non protesta Cocco su quel scontro in ripartenza con Luca Tremolada che sale e riceve. Si chiude il Valdagno, è bravo Tremolada a fare possesso e poi serve questa pallina Mati Cirino che si rifugia in tribuna. 23 alla fine, sempre 2-2. Sulle altre piste Roller Bassano è avanti 4-1 con il Pico Mirandola, mentre il tiene sotto 0-1 con il Montecchio. Refosco. Viene chiuso Refosco e poi però recupera palla Busato per Cocco. Ancora il fallo, questa volta da parte di Cocco contro Pasquale, il primo commesso dal Valdagno. Cirino e Pasquale. Finta, sale, ma finta la salita Luca Tremolada e poi Mati Cirino scarica Fiazza. Adesso cerca attacco organizzato del Seregno che deve aumentare la velocità di esecuzione. Luca Tremolada, bello questo triangolo difensivo del Seregno. Luca Tremolada va centrale, Luca Tremolada in slalom. E poi attenzione perché è sbilanciato il Seregno, va di là Refosco, poi il rovescio con Dimone che aveva lasciato tanto spazio sul paletto di sinistra, il rovescio di Refosco che si è trovato la pallina un po' sotto, largo di 4 dita a sinistra di Dimone, ma vedete il Valdagno che ama correre negli spazi, davvero
un problema per il Seregno lasciare lì o concedere ripartenze come queste. Proprio Refosco che va da Crocco. Cocco, Crocco e Busato, laterale di sinistra. Ora Cirino su Crocco. Adesso occhio, attenzione a Cocco, in mezzo il taglio ancora Dimone, davvero altissimo livello da parte di Pippo Dimone. Ora Luca Tremolada che poi cerca una pallina in mezzo, ma non c'era fondamentalmente un compagno libero pronto a poter intervenire. Qui Fiazza che va addosso all'avversario e in maniera scomposta e prende un cartellino blu, e dunque adesso momento favorevole al Valdagno. Seregno che ha abbassato un po' la soglia d'attenzione e il Valdagno può andare dai 7,40 con Francesco Crocco, e poi avrà, nel caso in cui adesso Francesco Crocco contro Pippo Dimone e va Edoardo Pigato. Il gancio di Crocco, il gancio e il gol, bravissimo Crocco, lo ha guardato, lo ha fatto sedere e poi ha trovato il gol. Bravo, molto bravo Francesco Crocco a trasformare, perché ha davvero ipnotizzato Pippo Dimone. Avete visto anche nel replay tutto il peso del corpo spostato a sinistra, e poi dunque pagato a caro prezzo l'espulsione di Fiazza, ma mancano ancora 20 lunghi minuti alla fine. Attenzione perché Tessarolo scappa ma non ha il possesso della sfera. Pasquale per Cirino, sale Tessarolo laterale, Mati Cirino, palla deviata e pallina del Seregno. Tessarolo, Marco Tremolada, scusate, Luca Tremolada e Pasquale. Poi Pasquale, tiro, deviazione, Cirino va a recuperare il rebound, che in mezzo una pallina. Refosco la alza, manca un secondo, punizione all'angolo per il Seregno e manca un secondo, può solo tirare il Seregno, può solo effettuare un... però il Valdagno spazza, quindi secondo me il Valdagno ha spazzato prima che suonasse la sirena, e questa non è punizione per il Valdagno ma è palla per il Seregno, perché al momento del tiro, quando ha spazzato il Valdagno, però beh, non era in possesso, quindi comunque ha optato l'arbitro per far chiudere i 45, ma come giusto che sia. Sì, ho sbagliato io. Ora Tessarolo sale per Luca Tremolada, apre per Pasquale, questo taglio di Tessarolo ma Refosco con il corpo. Ancora Refosco, Maticirino, Tessarolo 1 contro 2, fa possesso Tessarolo, ma poi può rifugiarsi da Pasquale, la palla gli salta sulla stecca. Ancora Luca Tremolada, la palla messa in mezzo, deviata, sulla quale Checchetto interviene. Refosco dentro, Dimone, bravo, ma poi torna ancora Refosco che va da Crocco.
Ora Cirino recupera e Tessarolo va dall'altra parte. Righi Tessarolo deviata la sua conclusione, poi è bravo a recuperare la pallina, invece no, perché fa un velo sostanzialmente bucando la sfera. Bello questo contropiede, questo è un gran contropiede del Valdagno, il 4-2 firmato da Mattia Cocco. Bravissimo Francesco Crocco con un extra pass in Veronica per il rimorchio che arrivava col timing corretto. No, l'assist è di Re Fosco, il gol è di Mattia Cocco e dunque il gol del 4-2 del Valdagno nelle ripartenze. Qui Tessarolo ha lasciato una pallina in cui era fondamentalmente in possesso lui, non ha proprio riuscito ad agganciarla e dunque sempre degli errorini da parte del Seregno, una palla in verticale impennata sulla respinta del portiere, Marco Tremolada che non cura un rientro difensivo qui, oppure un blu, qua il palo di Fiazza. Ora il dottore è chiamato per questo fallo, questo secondo me blocco irregolare di Fiazza su Crocco, che però esce ed entra Piroli. Alla fine, 4-2. Ora Fiazza che ha colpito il palo, il terzo ferro pieno colpito dal Seregno questa sera. Questo era abbastanza clamoroso perché avrebbe comunque riaperto subito la contesa. Il Valdagno che davvero ha un ottimo utilizzo del contropiede, delle ripartenze, della verticalità e del saper occupare gli spazi. Adesso vanno quasi al termine i 45 secondi. Qui ancora Tessarolo che non riesce a domesticare una sfera in balaustra. Recupera e Fiazza. Fiazza per Pasquale. Errore di misura. Adesso Seregno che ha accusato il colpo incassato dopo aver incassato il 4-2. Il time out di Luca Giaroni è inevitabile. Intanto sulle altre piste il Montecchio è sempre avanti 1-0 a Tiene con il gol di Franco Giuliani. Invece il roller Bassano dilaga come accade sempre contro il Pico, Pico che resiste sempre un po' al primo tempo ma poi cede alla distanza. Pico di Capitan Siberiani che sarà qui sabato prossimo. E quindi Seregno che è sotto adesso 2-4, ma ricordiamo che in questa Serie 2 il Valdagno e il Trissino, in cui i playoff per la Serie 1 comprenderanno le prime 4, ma se tra le prime 4 ci saranno Valdagno o Trissino, che in sostanza sono i farm team della prima squadra, si andrà a scalare fino alla quinta, recuperando la quinta e la sesta classificata. Valdagno che chiaramente come per il Trissino è una cantera di ragazzi, una settore giovanile fondamentalmente che fa la A2, campionato nettamente più competitivo della B. Infatti tanti di questi ragazzi giocano comunque a 2B e poi chi l'Under 19
o qualcuno addirittura anche l'Under 17, ad esempio per il Seregno Vaghi. Qui Matti Cirino che rischia quasi di colpire la pallina, ma Refosco va a terra. E dicevo come Valdagno, Trissino e anche Sarzana nell'altro girone abbiano le seconde squadre. C'era anche il Forte l'anno scorso, ora non c'è più. E nel caso del Valdagno è stato scelto un allenatore come Dario Rigo, che è davvero la quintessenza dell'hockey. Ha giocato per oltre 20 anni, anzi 25, a livelli altissimi. È stato la colonna della nazionale italiana per 15 anni. Le sue avventure tra Roller Monza, Bassano, Valdagno, Novara, e anche un'apparizione un anno solo al Liceo La Corugna per Dario Rigo, l'unico italiano ad aver mai vestito la camiseta verdi-blanco del Liceo. E hanno affidato alle sue cure questi ragazzi. Direi che i risultati si stravedono, perché questo Valdagno in classifica ora occupa il quarto posto, 3 vittorie e 2 sconfitte. Poi insomma una squadra che ha anche ragazzi come Marco Tomba, ad esempio, che sono aggregati alla prima squadra. Tra l'altro la prima squadra sta vincendo 4-2 in casa del Follonica, e Nicolò Crocco, l'altro Crocco, Nicolò, una squadra che Valdagno, qua attenzione perché Piroli fa sdraiare Dimone, poi non riesce a infilare sotto la pancia del portiere. Un quarto d'ora esatto alla fine, Tessarolo prova a centrarsi, viene chiuso molto bene da Mattia Cocco, poi Tessarolo recupera, ma Cocco dietro con molta più energia e intensità. Adesso arriva una cosa che non serve a niente, blu a Luca Giaroni. E dunque, quando piove grandina, esce Tessarolo, e quindi power play per il Valdagno, che avanti 4-2 può mettere una serie ipoteca sulla partita, perché la squadra valdagnese, la squadra seregnese ha un'ottima difesa, o almeno prima di questa partita 1 gol e mezza partita, nelle ultime 4 incassate sono veramente pochi, ma fase offensiva insomma 1-1, poi 2 partite casalinghe e 2 vittorie per 3-2 fuori casa fa mette in risalto sia la parte difensiva ma la sterilità offensiva della formazione di Giaroni. Adesso Francesco Crocco contro Dimone, gancio, questa volta Dimone ha fatto quello che doveva fare prima, cioè essere rapido di stecca. Qui Matti Cirino che ne trae un vantaggio, va a attaccare Piroli, poi Cirino si libera di Piroli e va da Pasquale Fiazza, ovviamente ne ha 4 intorno. Ora Valdagno avrà la possibilità di giocarsi il power play. Certo che un blu diretto, qualsiasi cosa abbia detto Giaroni, è stato istituito il cartellino giallo, una volta era il wording, qua intanto ancora Dimone enorme in questo intervento, perché davvero ha tolto una pallina diretta in fondo al sacco. A 12:53 terminerà il power play, quindi manca ancora poco meno di 1 minuto. Piroli, palla alta, punizione per il Seregno. Ora Fiazza
prova ad andare via in mezzo a due, e Piroli ministra il power play. 30 secondi ancora alla fine, Cirino si sacrifica e va a deviare. Refosco, Crocco, extra pass per Piroli che però è fuori misura. Arriva Pasquale davanti a Crocco, poi entrerà penso Luca Tremolada. Dieci secondi ancora di power play valdagnese. Cirino va a Pasquale, e poi si gira in una Veronica anziché lanciare Cirino. Poi entra Marco Tremolada, Seregno che ha ancora possibilità dopo aver regalato 2 minuti di power play al Valdagno. Piroli cerca un numero, poi Pasquale per Fiazza sul rovescio, la bordata di Fiazza, la palla che non entra, non c'entra la porta, si alza di poco. Ora Cirino, Checchetto va a respingere. Ora Piroli va Marco Tremolada a recuperare, c'è la ripartenza del Seregno, ancora Marco Tremolada e arriva il gol di Marco Tremolada, palla accompagnata sul secondo palo, la firma è del 33. Comunque Bozzo a segno in questo match, 11:59, quindi 12 minuti per il 33 Marco Tremolada. Partita riaperta da questa giocata in transizione del Seregno. Time out chiamato da Dario Rigo. A vedere sulle altre piste, intanto pareggiato il Tiene con il Montecchio 1-1, il gol dell'esperto Zanini. Monza Sandrigo 3-1, CGC Viareggio Starzana 1-1, iniziata alle 21. Il Lodi vince a Novara 1-0, si è tornato a giocare dopo tanti anni il Lodi Novara, anche se non sono più le società originali, poi ne sono passate tante. Ora occhio a Cirino che riparte a Fiazza, poi Cirino, la pallina resta sulla stecca dell'argentino, può giocare ragionato il Seregno. Pasquale per Cirino, poi taglia per un dai e vai a tutta pista! E Checchetto riesce col gambale a fermare bello il dai e vai, finalmente il primo che vediamo fatto, è qualcosa che porta sempre tanta pericolosità, un taglio, un dai e vai fatto su un'ampiezza di 20-25 metri, perché costringe il difensore che è voltato di spalle a dover fare un recupero sul tagliante che invece ha le spalle rivolte verso la porta avversaria. Cirino si allarga tutto il Seregno in questa azione offensiva. Pasquale, ora Pasquale va da Fiazza, Marco Tremolada da fuori, occhio Tremolada alla giocata da lì, poi Fiazza porta blocco alto Pasquale, cerca spazio adesso Seregno, ancora Tremolada, centrale, è difficile passare da lì, infatti Pasquale va lateralmente, mette in mezzo la pallina, e Cirino pennella ma fuori. Ora lo scatto di Crosara,
Ancora Crosara, attenzione a Crosara, e qua bravissimo a mettere giù la stecca Pasquale, poi in uscita il Valdagno con Crosara, velocissimo Crosara, ma è Tremolada, prova a tenerlo, occhio a Crosara, Dimone si sdraia e in pantaglia riesce a respingere, poi Fiazza si crea un'occasione che Cheto è bravo nella risposta. E ancora Mattia Cocco con Crosara, Piroli e Refosco. Questi 10 minuti conclusivi, 4-3 per il Valdagno. Piroli. Ora Refosco, 3 secondi per mettere in mezzo di una pallina e la recupera Nia Pasquale, dava in mezzo Matti Cirino, scende, gran conclusione, bravo Checchetto a chiudere sul suo palo. Piroli, ancora Piroli, tamponato da Pasquale, fallo di squadra. Piroli per Cocco, prova ancora la profondità cercando Piroli, ma è il Seregno che ha dello spazio. Marco Tomba lancia Cirino, blocco di Pasquale, Cirino fa tutta la pista e poi va a tirare centralmente. Eccole le accelerazioni di Matti Cirino. Abbiamo aspettato 42 minuti per vederne una, ma quando si accende il 44 è sempre un pericolo, vince anche la palla 2, poi Pasquale da lontano, la sfera resta lì, ancora Cirino che prova a girarsi, ma poi trova il corpo di Crosara a impedirglielo. Marco Tremolada, laterale di destra, Tremolada, palo esterno, palla poi subito nella disponibilità, ma Pigato dice che è palla 2, è rientrato Francesco Crocco al posto di Piroli. Dunque una squadra meno ragionatrice, sicuramente con tanta corsa nelle gambe per questi ragazzi. Ora Marco Tremolada, centrale, Tremolada riesce poi a trovare uno spazio. Fiazza per Pasquale, da lontano davanti a sé Crocco che ha le lunghe leve. Poi 5 secondi, ottima la pressione di Francesco Crocco che va su Pasquale, bravo, veloce, ha anche un ottimo uso della stecca in fase difensiva Francesco Crocco. 8 alla fine. Adesso Cirino in velocità, Marco Tremolada non ha uno spazio per girarsi, ma poi riesce. C'è il fallo di Crocco su Tremolada. Punizione, vertice alto, Piazza Cirino. C'è Marco Tremolada in mezzo all'area e Nea Pasquale dalla parte opposta della pista che ora riceve. Ora Pasquale porta a blocco Fiazza, ma c'è lo scarico prima sul lato debole. Tremolada, bravo, fa tutto molto bene, avvicino al gol il Seregno con questa conclusione. Cirino ha avuto lì la stecca, attenzione intanto all'anticipo di Pasquale, cattivo su Refosco, Pasquale, scarico Fiazza, la pallina data all'indietro, pericolosissima, occhio Crosara e Crocco. Si torna da Refosco, ora prova a ragionare il Valdagno e fa bene, età giovanissima dei ragazzi, ma già ottima propensione alla parte
gestionale del match. Adesso il Seregno che attende, 6:50 alla fine, sotto 4-3, formazione di Luca Giaroni. Qua Cirino va da Crosara, c'è fallo secondo l'arbitro. Ah, per stecca alta, ok. 7 secondi per andare a tirare il Valdagno, che comunque riesce sempre ad arrivare ai 45. Questo per il Seregno è una parte negativa. Occhio però a Marco Tremolada, da questa pallina Cirino, porta vuota, Mauro Fiazza si apre Checchetto col gambale, la palla sotto le gambe e arriva il 4-4 del Seregno con Mauro Piazza la sua doppietta. 6:32, Seregno che ha messo un po' più di brillantezza in questi ultimi, di voglia quantomeno in questi ultimi minuti, e dunque 6:30 dalla fine la formazione di Luca Giaroni recupera 2 gol di svantaggio. Già il fatto di averne segnati 4 è un piccolo record per... Adesso attenzione, Matti Cirino che riesce a saltare, recupera la sfera e è bravissimo poi Crosara a evitare il passaggio. Era un 2 contro 1, c'era Fiazza solo in mezzo all'area, ma è stato bravissimo Crosara, l'11 valdagnese, a tenere lì la pallina sulla stecca. Ora Crocco e Crosara, attenzione perché Cirino, fallo di Cirino. Questo è veramente velleitario, esattamente come... È un fallo che non è un fallo di squadra, perché l'ha toccato appena sulla stecca in un'azione ferma, non c'è violenza, non c'è veemenza, non ha interrotto il gioco, non ha interrotto niente. Vuoi dare il fallo, lo dai, ma non è un fallo di squadra questa. Mai e poi mai per Pigato, che è giovane e imparerà. Usa troppo poco anche il dialogo Pigato, e si affida magari così al cartellino. Ora 5:51 il time out, lo chiama Dario Rigo. Tanto il Valdagno A e vantaggio 5-2 a Follonica. Nel Serie 2 8-1 del Roller Bassano sul Pico Mirandola, e Tiene Montecchio 3-3. Con il Tiene che è rimontato dall'1-3 al 3-3 con una doppietta di Andrea Poli. Dunque si torna in pista, 5:51 alla fine. Sempre 4-4. Per questi 5:40 finali Francesco Crocco tira dalla sua metà campo e Pippo Di Mole deve andare a compiere un grande intervento. Ora Fiazza che si fa in progressione 20 metri di pista, c'è una ginocchiera che rotola fuori dalla pista adesso, poi Fiazza, Marco Tremolada, ed è quella di Mattia Cocco. È pericoloso giocare senza protezione. Pasquale va a togliere una pallina alta e dunque deve rimettere la ginocchiera. Pericolosissimo giocare senza quelle protezioni, perché una conclusione anche ravvicinata, una steccata può procurare comunque lesioni in un momento così delicato, in un luogo così delicato come il ginocchio. Ok, devi farsi sistemare da
Munaretto, Giuseppe Munaretto, lo vedete di spalle con la coda, anche il meccanico della nazionale italiana, lo abbiamo visto ai mondiali di World Roller Games di Novara, gli ultimi di settembre. Ora il Valdagno che può ripartire, Crocco dalla sua metà pista, parte da lontano, davanti a sé Fiazza e va in angolo per Mattia Cocco, poi Refosco, ancora Cocco. C'è fuori Piroli perché giustamente Dario Rigo deve, anche in questi momenti, sono momenti in cui i ragazzi giovani devono imparare con le loro forze e colpiscono un palo clamoroso con Mattia Cocco. Stavolta Pippo Dimone non era pronto, Dimone davvero super spolvero, che questa sera ha tolto almeno 2 palline destinate al fondo al sacco, al fondo del sacco, più un paio di interventi davvero importanti. Allora Mati Cirino, ancora Cirino per Fiazza, Marco Tremolada gira e va da Fiazza, da lontanissimo la palla che si allarga, forse una deviazione. 4 alla fine, 4-4. Va ancora Crocco, che adesso è lui che imposta e trova dall'altra parte Alessio Busato. Refosco chiama il taglio proprio a Busato, mentre c'è Mattia Cocco. Busato taglia, sì, ma il passaggio del compagno è fuori misura e allora il Seregno ha un possesso gratuito a 3:36 dalla fine. Marco Tremolada centrale, poi Pasquale per Fiazza, ancora Mati Cirino, argentino, va a Marco Tremolada, poi taglia. Attenzione, Marco Tremolada contrastato da Mattia Cocco. Fuori Fiazza e Pasquale e ancora Fiazza. Conclusione di Fiazza dai 18 metri, respinge Checchetto, si azzerano i 45 offensivi del Seregno. Ancora Mati Cirino, laterale di destra, davanti 3 uomini. Occhio a Cirino che cerca il taglio di Fiazza sul secondo palo, era una situazione improponibile. Occhio in campo aperto perché c'è Cocco, ma c'è Mati Cirino che rientra e adesso si aprono gli spazi, si può correre in transizione. Va Mati Cirino, centrale, Cirino dentro per Tremolada, viene agganciato e poi ha una pallina clamorosa e lì è rimasto agganciato fondamentalmente con Mattia Cocco, non è riuscito a concludere, ma lì era talmente compresso e non c'erano degli spazi. Ora Pasquale, blocco granitico di Tremolada, poi Pasquale vuole andare da Fiazza, palla persa, 130 secondi al termine. Occhio al Valdagno con Francesco Crocco, pallina lunga, arriva Fiazza su di lui, si riparte da Busato Cocco, ancora Mattia Cocco che ha colpito un palo clamoroso poco fa. Occhio, giro dietro porta, è il numero 7 valdagnese. Poi va da Busato, passaggio un po' stretto per Crocco. Valdagno che fa gestione, adesso mancano 5 secondi. Conclusione sul rebound, arriva Refosco e la parata di Pippo Dimone, vicinissimo al gol il Valdagno. Poi punizione per il Seregno, forse perché erano scaduti 45 probabilmente. Ora Pasquale per Fiazza, 1:20 alla fine. Marco Tremolada e poi Mati Cirino, ancora Cirino davanti a sé. Sono squadre comunque stanche che hanno anche paura di sbagliare. Va Pasquale per Marco Tremolada, sale Fiazza, ancora Tremolada dentro questa pallina. Occhio a Refosco, palla per Cocco, allo scatto di Refosco da 100 metrista e poi la palla piazzata accompagnato da Mattia Cocco. E adesso va Mati Cirino, fallo e punizione
per il Seregno, non c'è situazione falli, 7 contro il Seregno, 2 contro il Valdagno. Ora Marco Tremolada da fuori, la conclusione, la palla a lato, arriva Cirino che va a contrastare Mattia Cocco, poi Francesco Crocco, ancora Crocco, che va con una mezza soluzione che non è un tiro e un passaggio, ma il rebound lo favorisce. 24 secondi alla fine, potrebbe andare fino al termine il Valdagno e costruirsi un ultimo tiro. Adesso Crocco taglia Refosco, attenzione a Crocco con le lunghe leve, gioca lui questa pallina che è una delle più delicate, poi scivola, cade. 7 secondi dalla fine, Cirino, Pasquale ha lo spazio per un ultimo tiro, Pasquale, il pattino di Mattia Cocco, suona la sirena che sancisce la fine delle ostilità. Il Seregno pareggia 4-4 con il Valdagno, un punto guadagnato dai ragazzi di Luca Giaroni, sotto 4-2 hanno saputo reagire e trovare il pareggio alla fine contro una squadra che non ha affatto meritato. Ricordiamo i marcatori, il vantaggio di Fiazza nel primo tempo, poi la doppietta di Refosco con il 2-1 valdagnese, il pareggio di Enea Pasquale a 96 secondi alla fine del primo tempo. Nella ripresa il blu di Fiazza che vale il tiro diretto di Francesco Crocco e il gol di Mattia Cocco che in 2 minuti e 20 ribalta nel punteggio fino al 4-2, ma è bravissimo il Seregno a tenere con Marco Tremolada e Mauro Fiazza e il pareggio, il terzo pareggio consecutivo interno dopo gli 1-1 con Modena e Scandiano, però il quinto risultato utile consecutivo. Striscia così il Seregno, mai l'aveva vissuta da quando è in Serie A2. Vi do solo il prossimo appuntamento mercoledì 20:45 a Correggio, sabato qua con il Pico che ha perso 8-1 in casa del Roller Bassano e che ultima a 0 punti, e Seregno che deve prima provare a mantenere la striscia di imbattibilità anche su una pista difficile come Correggio. Il Correggio invece in questo turno ha riposato. Io direi che da Paolo Virdi è tutto, noi ci risentiamo mercoledì, perché sarò con Francesco Ferrari a Correggio per la partita infrasettimanale. Buona serata a tutti.